16.000 richieste in 48 ore, questo il numero di domande pervenuto per il bonus psicologo in tutta Italia. Il problema però è che i fondi messi in campo, 10 milioni, bastano per coprire un decimo delle richieste, che sono 16.000. Risposta enorme da parte dei cittadini. In 2 giorni sono arrivate 10 volte le domande che sarebbero copribili col bonus. Sono arrivate quasi 160.000 domande rispetto alle 16.000 persone che potrebbero essere coperte con i fondi attualmente stanziati dal governo, cioè 10 milioni di euro. E questo ci porta al molto male, nel senso che questo rappresenta il fatto che in questo momento c'è una emergenza di supporto psicologico, di bisogno di supporto psicologico della cittadinanza, dopo 2 anni e mezzo molto difficili per tutti, che hanno avuto tutta una serie di conseguenze complesse sulle persone, sui ragazzi, gli adolescenti, le famiglie, e le risorse stanziate in questo momento sono insufficienti, sono chiaramente insufficienti. 2 anni e mezzo di pandemia, la guerra russo-ucraina e la relativa crisi che ne è conseguita, l'inflazione e la siccità, un fardello pesante per le persone che sempre di più avrebbero bisogno di un supporto psicologico. L'idea è buona ed è sicuramente un ottimo punto di partenza. È la prima volta che in maniera bipartisan il Parlamento e il Governo hanno riconosciuto la necessità di sostenere il benessere psicologico della cittadinanza, dei cittadini italiani. Il problema appunto è questo, lo stanziamento che è largamente insufficiente. Potremmo dire che è una buona tattica in cerca però di una strategia che ancora manca. Il benessere psicologico della cittadinanza deve entrare nell'agenda di chi andrà al governo, dicono gli psicologi veneti. Ci vogliono riforme strutturali. Tutto il comparto della salute mentale e del benessere psicologico, sia a livello di Servizio Sanitario Nazionale, che in Italia vede un numero largamente insufficiente di psicologi. Tanto per dare un'idea, in Italia nel Servizio Sanitario Nazionale abbiamo 5 psicologi ogni 100.000 abitanti. Nella media europea è intorno ai 20 psicologi ogni 100.000 abitanti. Quindi abbiamo bisogno di fare un grande salto negli investimenti pubblici e un sostegno anche per tutto quello che è il comparto della richiesta privata dei cittadini, che necessita di sostegni, diciamolo, forse più significativi di quelli che possono essere i bonus monopattino.